figli, e sì, quindi l'ho devo viste. dire che tutto si risolveva magari anche in episodi banali, ma dove l'amore della madre nei confronti dei figli e viceversa era poi comunque la storia della vita di ogni giorno, quella vera, perché lì poi nulla credo come il rapporto fra madre e figli o madri e figlie diversi da quelle col papà, come sapete. Infatti i padri vero. avevano un ruolo assolutamente marginale, Diverso. sbagliando, io lo dissi agli autori, perché questo stereotipo di ritenere che nella infatti non famiglia sono quello che d'accordo. conta è solo il rapporto fra madre e figli Non è è vero. sbagliatissimo. Sbagliatissimo. Il padre ha un ruolo È molto fondamentale importante e il rapporto loro col lì padre. hanno seguito un po', io lo dico sempre alla mia amica Tiziana Martinengo che adoro e agli amici di Magnolia che erano i produttori, a Giorgio Gori eccetera. Bisognava che secondo un me pochino bisogna, seguire, sì, è vero. tirare dentro il ruolo Anche del paterno padre. e che si sente quando manca il ruolo paterno. E sai perché? Secondo me, adesso, non perché io sono padre e No, no, nonno, ma ma sai voglio perché? dire, lei Tu così. lo sai perché mi conosci da tanti anni, ma per le femmine è molto importante il rapporto ruolo col padre. materno, Ma però anche col papà. c'è anche molta Esatto, esatto. c'è anche molto combattimento, Esatto, c'è come esatto. un amore e odio tra Esatto. madre e figlia, Esatto. ma il rapporto con Col il padre padre è è straordinariamente esatto. Sì, sì, è fantastico. Infatti io se devo farmi un, Sì. un appunto Io a me guai a chi mi stesso- tocca mio padre, tu lo esatto. sai. E beh, questo è molto bello. Credo che anche i miei figli, però per esempio se io devo farmi un appunto io non sono stato un buon papà. Nel senso che sono stato Perché era spesso via, assente ecco. e questa Per è una lavoro cosa di cui anche, mi certo. pento amaramente. Ma non volutamente, Non ovviamente, volutamente, per però lavoro. purtroppo Sì, lavoro. ha ragione. posso dirle una cosa signora, Certo. questa è una scusa che io non voglio darmi, perché quando uno non è un buon papà, quando mi dicono sì, ma tutto sommato è stato preso dal lavoro, Dal lavoro, sono io dalle trovo cose. delle scuse, perché è vero per calcolo di ore della Certo. giornata, ma quei 10 minuti, mezz'ora, Si ora che devono stai a casa, trovare, si è devono vero, trovare. Ho è vero. ragione? Sì, Sì, hai questo Vedi, è la vero. bellezza Hai di andare ragione. avanti negli anni che fai È vero. anche profondamente autocritica su questa giusto. cosa. E Esatto. questo però viene apprezzato dai figli, perché quando anche un genitore che magari non c'è stato, Quando e poi non i ci figli sei quando più noi viene cresciamo, apprezzato? no, anche prima. Anche prima. Quando non ci sei più, più Però apprezzato pensa che perché adesso uno sarà un viene... bravo nonno. Come? Adesso sarà un bravo È già nonno. nonno. Sì, già è il nonno. nonno, lo Che so, cara. ma io penso che sarà un bravo nonno. Lei è così buona, lei giustamente essendo amica di Patrizia, lei tanto adora. Non lo so, penso di no, anche perché anche lui alla fine lo vedo poco, però devo dirle che quando lo vedo, Ecco. sì, mi si allarga il cuore. E poi comunque Sì. ricordiamoci che il rapporto padre-nonno è diverso. Cioè il padre è una cosa, il nonno è secondo me un rapporto ancora più importante. Lo Sì, dico perché io certo. non ho purtroppo potuto vivere molto Per vicino esperienze, ai sì. miei nonni, perché sono andati abbastanza presto. Però io vedo i ragazzi o gli adolescenti che riescono a vivere un rapporto con il nonno, con la nonna, con i nonni, fino a che è possibile, è un altro tipo di molto educazione profondo. che però che va abbastanza di pari passo con i genitori, però io sento certi ragazzi che amano moltissimo i nonni. Sì, Certo, e imparano difatti- tantissimo. brava, hai detto una cosa bella, ma di fatti il ruolo del Imparano. nonno è altrettanto fondamentale. È molto fondamentale. Anzi, paradossalmente, Imparano avendo molto. più tempo rispetto al papà, Vero. Perché ti ascolta. una volta di la più. tradizione era solo orale. Ah, lo so. La tradizione orale, di cui purtroppo si è perso, se voi vedete questo bellissimo film che magari conoscete, di Ermanno Olmi, L'albero degli zoccoli, Sì, certo. c'è una scena quando il Certo. nonno racconta ai suoi Bellissimo. nipotini davanti al camino, Bello, sì. facendogli vedere, muovendo i legni fuocati nel camino, gli fa vedere queste stelline che salgono, verso le il tubo del scintille. camino. Beh, una pagina di poesia. E poesia. dove questi bambini guardavano e il nonno raccontava loro la vita attraverso un gesto semplicissimo. Lì ho capito, ho detto, vedi un po', c'è un'altra occasione, vedi di non È sprecare. vero. Ecco, quello È che vero. dico anch'io. Tra l'altro tu e tua moglie vi siete incontrati giovani, cioè io mi risulta che tua moglie Lala aveva 19 anni 18 anni lei, 19 io. e vi siete sposati praticamente quando ne avevi Dopo- 26. Bravissima. Cioè giovani, quindi Bravissima. calcoli fatti Sono quanti 38 anni di matrimonio e 8 di fidanzamento. Mamma mia, avete già superato la di gran lunga. Sì, no, sono 46 anni. quest'anno. 46 anni, ma che bello. Beh, ma lei... se tu Qual la è il vedi- segreto secondo te Beh, per lei che è mantenere una santa coppia? donna.
Lei è stata una grande donna, vero? Lei tu la vedi arrivare, io vedo questa sorta di aureola che gira intorno alla testa Che roba e a volte bella dico ma cosa che sono già dice. in paradiso, poi lei mi dice no, No, tu sei caro. in purgatorio, essendo molto buona. Sono io che sono in paradiso. No, sì, lei è Però buona straordinaria. ma intelligente. Sì, perché buona ha ma saputo- non stupida. No, bravo, No, e esatto. ha saputo sacrificare. Credo che il segreto nella vita di coppia sia uno. Se due si trovano perfettamente è una grande fortuna ed è Per l'amor del straordinario. cielo, credo anche se la perfezione non Esatto, esiste. se questo non avviene dipende esclusivamente dall'intelligenza di uno dei Vero. due. In questo caso l'intelligenza è stata mia moglie. La donna, sì. Che ha Ri- saputo Ricordati accettare, che scegliere. una donna ti fa una casa, una donna te la distrugge. E certo, Assolutamente. è vero. Poi la donna deve essere giustamente anche, io tante volte lo dico, vorrei che le ragazze o le donne giovani che stanno per sposarsi, tante volte sento dei vari commenti, no? Ah no, andiamo d'accordo, anche perché se però lui non mi concedo, guai. È vero, perché ognuno deve avere la sua indipendenza, il lavoro, il rispetto, innanzitutto Rispetto, l'educazione, sì. però la vita di coppia comunque è sempre un piccolo compromesso. Ha ragione Cesare, ci vuole sempre l'intelligenza da parte di una delle due persone di ma sembra non era- di mollare momentaneamente, ma non è un mollare qualcosa, è un concedere invece, concedere anche a te stesso. Ed è molto importante, non è facile, però insomma se Ma non era ascoltiamo... gelosa la signora magari Beh, No, secondo me un adesso che se pochino fosse- sì. Guarda, e anche qua, credo che l'abbia aiutato un certo modo di concepire la vita, una grande fede e una proprio, sono doni che uno ha dalla natura, È vero, di sì. grande sopportazione. Lei dice sempre che se fosse stata gelosa non avrebbe potuto vivere. È vero. Ecco, io non sto a dire se sono stato una persona fedele o no, perché se dico che sono stato fedele potrebbe far sorridere, altrettanto se dico che non sono stato fedele non mi sembrerebbe corretto. E poi di queste cose io parlo raramente. Devo dire che però, ecco, io non le ho mai dato Motivo, l'opportunità. l'opportunità. Nel Beh, senso non è che poco, in tanti anni, a meno che non saltino fuori adesso, non sono mai stato sorpreso in un locale Infatti a ballare con sui qualcuno. giornali non c'è mai. No, Vero. Vedi un'altra questo persona no. che non è bravo, da... sì. Da Perché le mie gossip. amiche ogni tanto mi dicono ma Patrizia, ma tu non sei mai sui giornali, pettegolezzi, perché fondamentalmente secondo me non ce n'è bisogno. No, no. Non è quella la Anche perché se popolarità. uno ha le proprie miserie se le deve coltivare da solo Bravo! e non facendone sfoggio. Questo è il mio pensiero personale. Senti, tu che hai trascorso tantissimi anni sempre nel mondo dello spettacolo, della televisione, l'hai vista veramente crescere, si sta parlando della televisione privata, ma sei anche quest'anno sono sempre 35 ospite in Rai, eccetera, quindi conosci sia l'una che l'altra. Parlare di televisione adesso sarebbe veramente scontato e anche sciocco, secondo me, ma dal tuo punto di vista di giornalista sportivo, ecco, perché lì ogni tanto io ho qualcosa che dico, lo devo chiedere a Cesare, non è troppo diversa adesso, non c'è un po' troppa maleducazione, perché già il calcio crea sempre un po' di animosità, di quello sì, quello no, però doveva far così, eccetera. Io ultimamente, ogni volta che col telecomando spippo mi trovo questi giornalisti, con tutto il rispetto, e che urlano, e che, da tutte le parti. Però volevo fare proprio questo esempio sullo sport perché so che tu ci tieni molto, perché tu hai sempre fatto un giornalismo bello, giusto, pulito, Ma io reale, io ti dico una cosa. anche con animosità, voglio dire, Certo. le cose non è che non si debbano dire anche in modo più grintoso, però c'è modo e modo. Ma sai, non è cambiata secondo me la televisione, perché molte volte leggo che, o lo dicono anche coloro che la vedono, dice ma com'è cambiato? È cambiato il costume, è cambiato il mondo, è cambiata l'epoca. In tutti i settori tutto è cambiato. Se voi pensate, io mi ricordo che seguo il calcio da ragazzino, per esempio, Infatti. che io non avevo mai visto. Sì, qualcuno ogni tanto che si rotolava per terra, magari non aveva subito Sì, proprio ma grande colpo. faceva anche divertimento. Ma era tutto insomma. finito lì. Oggi è il comportamento dei protagonisti che è profondamente cambiato. Esatto. Questo vale nel calcio, vale nella politica, in lo politica, vediamo, purtroppo, lo vede in il tutti i costume. settori. È cambiato il rapporto fra gli uomini, pensate solo per la strada, gente che è disposta a ammazzarsi solo per un piccolo diverbio autostradale Sì, o è riduce vero. uno in fin Purtroppo di vita. È cambiato il costume. In peggio, purtroppo. Io parlo del mio paese perché mi piace solo parlare del mio paese, per poi bisogna fare paragoni.
E qui purtroppo sono cambiati gli Non c'è più italiani. rispetto, secondo me. Ma Né- io né- adesso niente. non sono un sociologo e poi sarebbe troppo lungo Sì, affrontare sarebbe il tema. troppo lungo, È esatto, era proprio solo un cambiata semplice- la società. è Cambiando cambiata la la società, società. anche gli interpreti della società sono cambiati. Chiaramente si sono adeguati, diciamo. Assolutamente sì. Quelli che non si sono adeguati, un po' come Esatto. magari noi, eccetera, ci sentiamo Esatto. Poi un po' comunque c'è un grande pesce strumento fuor come d'acqua. Patrizia Sa, voi tutti sapete, Il che è il telecomando. telecomando. Esatto. Uno quello può grazie a scegliere Dio. oggi in una vastità enorme di Certo. proposte, può scegliersi un bel film, può scegliersi, oggi fanno anche il teatro in televisione, può Vero. scegliersi un concerto, può scegliersi anche un dibattito, può scegliersi una trasmissione un d'inchiesta. talk show come il nostro, Cioè, anche su esatto, un canale, esatto. 3 Channel, che magari può Esatto. essere sicuramente meno visto, meno pubblicizzato, eccetera, che però si chiacchiera in maniera normale e si sta bene insieme, se vi assolutamente. piace. Altrimenti c'è sempre il telecomando, alla fine Assolutamente. è vero. Senti Cesare, io ti ringrazio tantissimo No, di essere figurati, stato grazie qui. a voi, grazie. Quando vuoi, se nel futuro ci saremo, io mi permetterò magari di richiamarti, eccetera, anche perché vorrei fare anche delle cose, se me lo permettono, sfiziose, con la cucina, eccetera. Tu sai perché che con me lo puoi Cesare fare. è una persona che si sa adattare a tutte le Tu situazioni. sai che, come diceva un nostro vecchio amico Garinei, puoi aggiungere sempre un posto a tavola vero. perché hai un amico in più. Grazie, Bravissimo. sei un tesoro, grazie mille. Noi ci vediamo tra pochissimo. Il musicologo non c'è ancora dopo. Chissà perché stamattina non vorrei averlo qui, ma dopo ve lo spiego perché vorrei averlo qui. Dopo, a più tardi.